Buonasera a tutti, benvenuti ai miei belli di Bella, ci siamo, buon 2 giugno, oggi una giornata importante e noi ci siamo, finiamo la settimana lavorativa insieme, la settimana lavorativa, il fine settimana, la settimana il momento di relax perché da domani ritorna tutta la normalità, quindi finiamo la settimana proprio così insieme perché questa sera dalle 20 alle 21:30 staremo insieme in musica e soprattutto con tantissimi artisti, quindi rilassatevi e godetevi questi 90 minuti in nostra compagnia. Io do come sempre la buona serata a tutti coloro che ci stanno guardando e chi ci sta ascoltando, come sempre sui 103.7 in FM, in DAB, blocco 10C. Buonasera anche a voi che siete collegati in tutti i nostri social. Saluto chi è collegato su Facebook, saluto chi è collegato anche su TikTok. Mettetevi comodi. E per tutto questo noi dobbiamo ringraziare assolutamente Autovip di Alessandro e Antonino Puglisi che questa sera hanno organizzato tutto questo. Chi è Ale? Oggi per arrivare in radio c'è un piccolo problema, però ce l'abbiamo fatta, quindi dicevo ragazzi ringraziamo sempre Autovip di Alessandro e Antonino Puglisi che vi ricordo si trova in via della Regione al numero 15 a Catania, potete trovare di tutto di più, automoto, tutto quello che vi serve andate perché trovate la cortesia e soprattutto trovate la soluzione giusta per voi. Tra l'altro potete anche contattarli telefonicamente allo 095 1696 7982 oppure al numero telefonico al cellulare che è il 347 6410 880. Voi andate in via della Regione, dite ho sentito Mary Milani che ne parlava, so che qui mi sentirò a casa e so che troverò la soluzione e così sarà, quindi grazie sempre al nostro fantastico sponsor Autovip ad Alessandro e Nino. Allora questa sera ci saranno tantissimi ospiti che si esibiranno, tante voci che si faranno sentire e che vi terranno compagnia. Noi come sempre salutiamo tutti coloro che sono collegati, se volete fare qualche saluto, se avete qualche dedica in particolare o semplicemente se volete essere salutate voi, contattateci su TikTok perché da lì leggeremo tutti i vostri messaggini. Detto questo direi che siamo pronti per iniziare in musica e la prima ospite di oggi che comunque ci terrà compagnia per tutta la serata è lei, la nostra Rosemary. Buonasera. Buonasera tesoro, come stai? Bene. Tra l'altro Rosemary sta veramente camminando molto bene, tantissime serate in questo periodo, ieri, oggi a pranzo, venerdì, insomma non ci si ferma. Sei stanca? No, è bella carica lei, poi tra l'altro bella abbronzata, stai benissimo tesoro, una stellina che brilla sei oggi. Allora, sei pronta perché inizierai tu oggi? Sì, allora mettetevi comodi perché si inizia, come iniziamo? Tu 10 lode. E allora comodi come stavo dicendo perché si inizia con Tu 10 lode, la nostra Rosemary. Diamo la buona serata a tutti belli di Bella. Al cuore ancora non lo so, sono innamorata. Tu mi hai fatto sciambazzi nei miei occhi solo te. Tu 10 lode che mi innamora, che batti cuore mi sto innamorando. Se stiamo insieme non capisco più niente, sono pazza solo di te. Quando ti vedo non riesco a parlare e se mi guardi non so cosa dire. Faccia gelosa si deve cucunare perché tu sei solo mio. Bello, troppo bello, lo giuro, tu per me sei l'unico e non esiste nessuno come te. Con quei tuoi modi tu mi hai fatta innamorare. Tu sei qualcosa di speciale. Ti amo io sempre di più. Tu 10 lode che mi innamora, che batti cuore mi sto innamorando.
nostra Rosemary. Sono accesa? Sono accesa, ok. Brava amore, bravissima. Grazie. Sempre. Allora, visto che sei qui con me, tra pochissimo chiamiamo il prossimo ospite, facciamo qualche salutino perché ho portato direttamente TikTok, quindi tutti i nostri amici, ragazzi, come dico sempre, se volete un saluto speciale contattateci su TikTok che vi salutiamo. Allora dobbiamo salutare Lucy, che è la prima che ci saluta, gli mandiamo un bacione. Buonasera. Ciao Gioia. Poi c'è Gabriele che vuole salutare il suo papà Giuseppe Consumare con un ti amo papà. Abbiamo anche Auri che ci saluta, Brigide Martino, e poi c'è anche Matilde. Abbiamo Ignazio che ci saluta, Nunzio Corona, Peppe Panda, Salvatore Amodeo, Peppe Panda che ci segue da Palermo, un bacione a tutta Palermo. E poi c'è la mia bella Anna Maria Mora, ti mando un bacio, lei che vuole salutare Salvo, gli manda un ti amo da morire, lo salutiamo anche noi. Ciao Salvo, un bacio speciale tutto per te, per Salvo Giuffrida. Poi abbiamo i complimenti che ti arrivano anche per te. Salvatore Amodeo Grazie, l'abbiamo grazie. salutato, sì. Poi aspetta che andiamo avanti. Tutta la famiglia Ventura, un bacione grande, ma proprio grande tutto per voi. Concetta Strano che saluta tutti noi, una buona serata. E c'è ancora, aspetta, vediamo un pochino, che qua ci sono tanti messaggi, tanti, un buon inizio settimana a tutti, grazie. Rosi che ci segue da Palermo, loro gli devi dire Navasata, proprio così, diglielo, Rosi Navasata, anche a Chiaretta. Tutto per voi. Ok, Auri, tra un pochino. Poi c'è Ignazio che non so da dove dice saluta dalla Sicilia. Un bacione Ignazio. Mimmo Leo, un bacione anche per te. Ignazio, certo che ti salutiamo. K du Brasile, il brasilero. Buonasera. Sandro che ci saluta dalla Spagna. Barcellona, un bacio a tutta la bella Barcellona, ragazzi. Voglio venire a Catania. Ignazio, ti aspettiamo. Catania ti aspetta, giusto? E poi abbiamo anche Meloni Cotra che ci saluta. Rosy, sei una stella. Poi c'è Desiderio arriverà tra un pochino. Glenda che saluta tutta la famiglia Curvà. Io vi seguo da Partinico, un bacio a tutta Partinico. Allora, tra un pochino continuiamo a salutarvi, ragazzi, tanto TikTok è attivo, quindi non vi preoccupate, potete tranquillamente continuare a scrivere che dopo vi salutiamo. Amore, tu se vuoi puoi rimanere qui insieme a me, puoi rimanere qui seduta insieme agli artisti che entreranno, perché tanto la serata è interamente dedicata a loro. Ed il prossimo ospite che stiamo andando a chiamare, non lo vedevo da un po' di tempo, ma voi lo sapete che a lui ci tengo in modo particolare perché realmente è stato uno dei primi artisti più piccoli, che era davvero piccolissimo. La prima volta che l'ho conosciuto, proprio nel periodo in cui è anche nata Bella Radio e Bella TV, adesso è diventato un uomo, quindi a lui voglio un bene davvero speciale. È cresciuto con la musica e continuerà a crescere sempre con la musica e sono contenta di riaverlo qui insieme a me. Sto parlando di Gabriele Giuffrida. Se è pronto? È pronto? Ce l'abbiamo? Ma dove sta? Non ci sta, io l'ho chiamato, un'ora di presentazione. Va bene, il tempo che la regia me lo va a prendere lo facciamo arrivare. Nel frattempo vi ricordo sempre che potete tranquillamente contattarci su TikTok, perché appunto proprio da lì faremo tutti i salutini. E allora fino alle ore 21:30 insieme, tantissimi ospiti come stavo dicendo. Abbiamo iniziato con la nostra Rosemary e ringraziamo sempre Autovip di Alessandro e Antonino Puglisi che questa sera hanno voluto tutto questo. Bene, è arrivato dopo la mia presentazione bellissima, lui non ha sentito una mazza, ma io lo chiamo di nuovo, Gabriele Giuffrida. Cioè, ora... Buonasera, eccomi. Sì, alla buon'ora. Alla buon'ora. Alla buon'ora. Alla buon'ora. Ho fatto un'ora e mezza di presentazione. Ma ti trovo sempre più bella, ti trovo. Grazie tesoro, anche tu sei Dammi di sempre Milano. bellissimo. Cioè, che stavi combinando? Ero di là, stavo va cercando. bene, era la Gonnino. Tutti di là a fare il primo che se ne va di là lo picchio stasera. Mo siete tutti sotto sequestro qua fino alle 21:30. Avanti. Sì? Come stai, Gabri? Io bene, tu come stai? Molto bene. Volevo farti i complimenti per la canzone del tuo papà, perché non Grazie. sei venuta a presentarla, però qui su Bella l'abbiamo suonata e risuonata, Sì. e devo dire che ha colpito, è entrata nel cuore, quindi molto bella. Non ci vediamo da un po', dimmi un po' cosa sta succedendo, ci sono novità? Stanno succedendo tanti nuovi progetti. Ok, ci sono novità imminenti? Sì, manca poco. Tra l'altro stasera presento un nuovo brano che io la voglio dedicare alla famiglia Pugliesi e ringrazio loro per essere qui stasera. Favola d'amore. Stasera la presento in anteprima. La facciamo adesso o dopo? La facciamo adesso. Quindi
in anteprima assoluta, raga, ancora non è uscita. No. La vuole fare appunto per regalo proprio alla famiglia Pulisi e a tutto il popolo di Bella che ci sta seguendo. Sì. Mandiamo un bacio al tuo papà Sì, speciale. un bacio forte al mio papà e a tutta la mia famiglia. Esatto, un bacio proprio grande con tutto il cuore e iniziamo con questa Vai, Favola novità, d'amore. Favola d'amore, il nostro Gabriele Giuffrida. Sento una voglia dentro me e ti chiamavo da vedere. E scrivati un messaggio, ti amo con un cuore blu, non si può spiegare, sino pensiero che non se ne va, che mi rimane impresso da mente. Ma tu stivato, che all'improvviso ti hai rubato cuore e ti hai pigliato a me. Se può raccontare, perché è una favola d'amore, la scrivimmo insieme a te, che legge ognuno si innamora e dopo ci assomiglia a noi protagonisti, innamorati di noi due, di questa favola d'amore. Tu sei nata cosa, a te da sciglioso cuore, come pazzo innamorato, e non ti cagna con nessuno, perché trasmetti alle emozioni, cari da vita, ma nessuno ci può dare. Mettiamo rinda a tutte storie, due fedi e nome di noi due, che la promessa fatta è scritta nel diario tuo, che sia verità, che noi volimmo raccontare, che l'amore c'è, che certamente non ha età. È proprio vero che chi rindavi tu proprio sentimento, la non può paziare. Se può raccontare, perché è una favola d'amore, la scrivimmo insieme a te, che legge ognuno si innamora e dopo ci assomiglia a noi protagonisti, innamorati di noi due, di questa favola d'amore. Tu sei nata cosa, a te da sciglioso cuore, come pazzo innamorato, e non ti cagna con nessuno, perché trasmetti alle emozioni, cari da vita, ma nessuno ci può dare. Tu sei nata cosa, a te da sciglioso cuore, come pazzo innamorato, e non ti cagnassi mai con nessuno, perché trasmetto cuore un'emozione che nessuno mai può dare. Ed era Favola d'amore. Bellissima, Grazie. davvero bellissima. La voglio dedicare alla famiglia Puglisi, alla mia famiglia e alla famiglia Finocchiaro. E c'è tua mamma che proprio ha scritto un messaggino che la vuole dedicare al tuo papà. Sì, la Salvo. dedichiamo. E gli mandiamo un bacione molto bella. Hai già girato il video o ancora devi girare? Ancora lo stiamo girando. Ok, quindi il tempo che si gira il video Sì, e sì. poi sarà Ringraziamo fuori. il pubblico da casa, E il nostro fantastico sponsor Autovip. Alessandro e Antonino Puglisi. Allora, Gabri, tu torni dopo. Ok. Perché la serata qui è lunga, se ti vuoi sedere con noi ti siedi con noi, ma non ti perdere, sai, non è che te ne vai là dietro, No, che no, ti devo sono rigare. qua, sono Ti qua. picchio stasera, Sono qua. va bene. Grazie Gabri, Grazie, ci vediamo Mary, tra un grazie. pochino. E adesso è arrivato il momento della nostra prossima ospite. Datemi un microfono. Datemi un altro microfono. Ah, tra l'altro devo salutare Maria di Aci Buonaccorso. Ciao Maria, gli mando un bacione grande, che anche lei
ci sta seguendo. E come dico sempre, raga, per qualsiasi cosa dovete noleggiare, dovete comprare, dovete vendere auto, motorino, moto, qualsiasi cosa, la risposta è solo uno: Auto VIP, via della Regione 15 a Catania. Mi raccomando, andate, perché trovate la soluzione adatta per voi. Lì trovate Alessandro, trovate Antonino, trovate questa bellissima famiglia, la famiglia Puglisi, che troverà la soluzione per voi. Come stavo dicendo, adesso si continua, perché oggi è una serata strapiena e stracolma di ospiti e di tante bellissime voci, e infatti adesso arriva un'altra bellissima voce, una voce prettamente femminile che conosciamo molto bene. Anche lei è cresciuta con la musica. Questa puntata mi piace soprattutto perché ci sono tanti artisti giovani, tanti artisti che saranno il futuro della musica napoletana, e siamo fieri e orgogliosi soprattutto che sono tutti nostri, che sono tutti catanesi, e lei sicuramente entra in questa categoria. Sto parlando di Desideria. Buonasera Mary. Buonasera Desi. Ciao tesoro, come stai? Bene, bene. Ci stiamo vedendo più spesso ultimamente. Sì. L'ultima volta siamo state qui insieme per un'altra bellissima puntata con Ivano, dove ci siamo divertiti. Anzi, lo salutiamo Ivano, che, Ciao Ivano. che lo merita. Gli mandiamo un bacione grande. Ciao Ivano. Siamo state insieme, abbiamo un po' chiacchierato, abbiamo presentato anche quelle che sono state le novità. Sì. E dimmi un pochino come continua qui questa carriera. Stiamo facendo qualcosa di nuovo? Ci sono novità per l'estate? Sì, ti svelo una cosa. Dai. Martedì già faremo il nuovo videoclip del nuovo brano, Bene. che già ho pubblicato sui social. Diciamo- Il titolo Perché mi piace. Ragazzi, quindi tenetevi pronti, martedì appunto arriverà. Quindi manca poco. 2 giorni. Sì, registreremo il videoclip. Poi ovviamente il tempo che lo monta Ovviamente. uscirà su YouTube. Quindi raga, ci sarà anche questa bellissima novità. Anche Desideria stasera resterà con noi per tutta la serata. Sì, anzi ci tengo a ringraziare Antonino Puglisi per avermi voluta qui stasera. Antonino e Ale, anche Alessandro, E Ale, che sì. ancora non è qui, lo stiamo aspettando. Ale, ti aspettiamo. Tu devi dire Alessandro e Antonino. Ok, ringrazio Alessandro e Antonino. Bravo, così è giusto. Li ringraziamo perché appunto hanno organizzato questa bella serata. Con quale brano iniziamo? Facciamo Portami dove vuoi tu. Ve la lascio tutta per voi, Desideria. Sotto luna, rive mare, sento la musica e ballando, tra la gente vedo te, già sei il mio desiderio, non guardo più nessuno, ti avvicini e sento il tuo calore dentro me, poi mi baci e lo sai, che cosa più bella non c'è, portami dove vuoi tu stasera, sotto le stelle un brivido mi sfiora, tra le luci del bar, poi sono innamorata di te, portami e baciami dove la luna s'abbraccia comare. Mai mi sono innamorata, io che non ci credevo, con te tutto diverso, non è solo sesso, ma dimmi che vuoi fare, dai portami a ballare, o portami dove si sogna e poi si fa l'amore, più tu guardi più mi fai impazzire, questo amore mi prende dentro, quegli occhi verdi come il mare hanno fatto una magia al mio cuore, portami dove vuoi tu stasera, sotto le stelle un brivido mi sfiora, tra le luci del bar, poi sono innamorata di te, portami e baciami dove la luna s'abbraccia comare. Mare, sole, amore, per sempre con te. Guardami e dimmi che domani questo amore non sarà un ricordo. Giurami e dimmi che mi ami e che vuoi solamente me. Portami dove vuoi tu stasera, sotto le stelle un brivido mi sfiora, tra le luci del bar, ma sono innamorata di te, portami e baciami dove la luna s'abbraccia comare.
c'è. Bravissima la nostra Desideria, bravissima, Grazie, bravissima, Mary. bravissima tesoro. Salutiamo anche il tuo papà, gli mandiamo un bacione grandissimo. Mando un forte abbraccio a mio papà e anche alla famiglia Gioffrida e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Come sempre, tra l'altro c'era una ragazza che mi chiedeva un saluto particolare da parte tua, Aurora, la sorella di Jessica. Ciao Aurora. Che proprio voleva essere salutata, mi ha detto per favore gli dici che mi saluta, certo che sì. E qual è il problema? Poi dobbiamo salutare Salvatore Amodeo che è collegato pure, Davide Junior, un bacione anche per te. Abbiamo, ragazzi, gli user, il nome è troppo complicato per salutarvi, quindi salutiamo tutti gli Salutiamo user. tutti. Nicola, un bacione, Nicola che ci segue da Torino, un bacio Nicola. Poi salutiamo anche Christian. Ciao Christian. Buon uomo. Insomma, salutiamo tutti quanti, ragazzi. Voi continuate a commentare che noi continuiamo a salutarvi. Allora, tesoro, noi ci vediamo tra un pochino pure con te. Ok, rimango qui? Come vuoi tu, ti puoi sedere qui insieme a noi, ci sono gli sgabelli, ci sono i divanetti. Ok. Come ti vuoi mettere, ti metti, sei a casa Va tua. bene, vabbè, allora Ok. rimango qui insieme a Assolutamente, la serata è anche la tua, è tutta vostra, quindi mettiti comoda, Gioia. Vuoi andare Lascio a te il microfono? Sì, così adesso chiamiamo il prossimo ospite, anche perché in realtà ancora devono arrivare tanti altri artisti che, come avete sentito in pubblicità, sarebbero Massimo Fiore e Patrizio, che oggi sono rimasti incastrati No, io ve la devo raccontare questa. Io ero a casa, oggi è il 2 giugno, una giornata importante, per chi guarda la replica non sarà più il 2 giugno, per chi guarda la puntata su YouTube ovviamente già la giornata è passata, ma io vi dico questo, oggi è il 2 di giugno, quindi è giornata di festa, siamo tutti in relax. I ragazzi ovviamente ieri hanno lavorato, sono stati fuori, ma dico io, giusto, mi puoi chiamare Massimo Fiore alle ore 19 dove mi dice Mary, io Massi, ma che ora è la puntata? Alle 20? No vabbè, ma veramente? Certo, a me mi pareva che Antonino e Alessandro stavano scherzando che la serata fosse alle 20. No, è davvero alle 20. Ah, ma io sto prendendo il traghetto. Ma in che senso? Cioè alle 19 tu ancora mi stai prendendo il traghetto per venire a per arrivare a Messina, perché è stato fuori, non ricordo, mi sembra che sia stato a Lecce insieme a Patrizio appunto a cantare. Ma mi puoi chiamare alle 19? Oh, se mi stai ascoltando, anzi se mi state ascoltando in macchina, sì, vi ho appena spubblicato davanti a tutti quanti. Non si fanno queste cose. Ovviamente in strada ci sarà confusione, quindi li capiamo, però li attendiamo e tra pochissimo arriveranno. Detto questo, io rivoglio con me la mia piccola Rosemary, la mia bella principessa. Controlla se hanno bloccato la live, perché mi sa che hanno bloccato la live. Allora, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene, siamo belli carichi. Allora è arrivato il momento di continuare a cantare. Abbiamo un altro brano da parte della nostra Rosemary. Quale ci fai sentire adesso? Ma come mi piace. Ragazzi, ma come mi piace, si continua a cantare con la nostra Rosemary. Io ti guardo e mi accendo perché sei stupendo. Sei un po' dolce, sei anche un po' bastardo. E per questo giuro che ti voglio. Io ti voglio. Io mi
brava tesoro, brava. Allora, questa è un'altra bellissima canzone della nostra Rosemary che appunto potete trovare su YouTube come tutte le altre canzoni. Tra l'altro c'è una canzone che è in preparazione, la stanno scrivendo apposta per la nostra Rosemary e a breve sarà pronta e la presenteremo e non vediamo l'ora. Anche con lei tante belle novità. Tesoro, i salutini li facciamo dopo perché ancora abbiamo tanto tempo da trascorrere insieme, ok? Ok, allora ti puoi sedere nello sgabello vicino a Desideria, dove vuoi tu? Mettiti vicino a Desideria, amore, mettiti vicino a Desideria. E a questo i giovani, ma che cosa mi stai dando della vecchia? Ma non l'ho già capito, spiegami sta cosa. Cioè, ma com'è? I giovani a destra e a sinistra che cosa ci sono? A sinistra ci sono i pupetti, ancora quelli nell'embrione, capito? Nell'embrione ancora siamo da questo lato, i pistilli che ancora deve uscire fuori il fiore. Allora, a questo punto è arrivato un altro momento speciale, perché questo è un momento a sorpresa, perché in realtà questo non ve l'avevamo annunciato, non lo sapeva nessuno, è una bellissima sorpresa della serata, quindi beato chi in questo momento ci sta guardando e chi ci sta ascoltando, perché è arrivato a trovarci un grandissimo artista, tra l'altro lui, così come dire, in punta di piedi, è arrivato e subito ha conquistato tutti i nostri cuori. Possiamo dire che Catania è diventata la sua seconda casa, perché realmente continua a cantare ed esibirsi ovunque. Questo vuol dire che appunto è amato da parte del suo pubblico e questa sera abbiamo questa bellissima sorpresa. Sto parlando di Ciro Marra. Buonasera Ciro. Buonasera a tutti. Ciao, vieni qua, mettiamoci al centro, sì. Sì, io ho sentito la porta che suonava, se qualcuno va ad aprire, infatti è arrivato qualcun altro. Come stai, Ciro? Tutto a posto, stanchissimo, però tutto a posto. Ho visto che anche tu, ultimamente Catania è casa tua. Ma io mi trasferisco qua. Cioè, prendi casa in affitto, secondo me, perché realmente stai facendo tantissime serate, hai cantato anche oggi, giusto? Oggi Ieri. Sì, all'Etna Park, stasera siamo all'Autonoleggio Salici. Quindi, adesso insomma, qui a Bella Radio, vabbè, Bella Radio ormai. qui è casa tua, qui è relax, dai, possiamo dire che non Sì, è sì, lavoro. qua mi rilasso. Anche se in realtà noi di solito siamo stati da quel lato. Sì. Quasi sempre nel tavolo rosso. No, sempre nel tavolo rosso, rosso. Ci siamo fatti sempre le nostre belle chiacchierate. Invece questa sera sei qui ad esibirti proprio nella tua veste di artista. Finalmente. Esatto, direi che ci sta. Adesso quando ritorni a Napoli? Martedì, perché poi domani abbiamo un evento privato e quindi abbiamo approfittato, sì. Ti trattieni. Fatto così. Bene, questa è una cosa molto bella. Salutiamo anche Rocco che è qui con noi. Rocco Lanza. Che tutti e due siete l'uno l'ombra dell'altro. No, ormai Rocco, a parte che è un fratello per me, per noi, che anche per mio padre, ormai Certo, fa dov'è parte tuo della papà? nostra famiglia. Sta avvenendo. No, già è venuto. È lui, lo salutiamo. Non un l'avevo bacione. nemmeno visto, figurati, un che stavo bacione. parcheggiando. Quindi... Ah, ok. Tu ti sei lanciato dalla macchina in corsa. Che abbiamo fatto già tardi, quindi... Sì, capisco. Quindi Rocco ormai è un fratello, poi per quanto riguarda la Sicilia ormai è un nostro referente fisso. Ovviamente. E chi meglio di lui, Il altrimenti? nostro punto di riferimento proprio per la Sicilia in generale, non soltanto per Catania. Bene, questa cosa ci fa piacere. Guarda qui, arrivano tutti di tutti i lati. Va bene, allora Ciro, quale canzone ci fai sentire stasera? Secondo te quale posso farti sentire? Io la so. Tu la sai? Io già la so, perché prima abbiamo controllato se era già inserita nel PC ed era sì. Ok. Nata Noto. Il nostro Ciro Marra, dico di sì che la sanno, ormai sei amato da parte di tutti noi. Andiamo con Ciro Marra. Resta ancora qua questa brutta verità che mi spezzo cuore e non mi fa campare. Non mi dormo per paura di incontrare, quindi sogni tutte notte. Chi mi può capire e chi mi può stare sentire, quello che mi porta a ridere lo sabato. Che mi ha fatto che non riesco a cancellare, e la storia che fa male mi volesse liberare. E che stai nata notte che non dorme e ci vai a probabilmente in un negozio va a trattare felicità. Di due bicchieri una speranza, non mi faccio da un'ora. Avrò amore ancora, sono un uomo per metà. E che stai nata notte che non passa sulla mia via. Fa fredda ma non sento niente, non mi serve compagnia.
risponderà. E bastardo si è deciso che è fornuto, non lo fanno passare. Non ce la faccio più, non mi riconosco più, parlo con me stessa, non ragiono più. E nessuno non mi sa innamorare, o dico sempre poi mi scordo, ma continuo a la cercare. E che stai nata notte che non dorme e ci va città, non trova virtù in un negozio felicità. Il tuo bicchiere è una speranza, non mi fa scusare per noi, ma mi rompe amore ancora, sono un uomo per metà. E che stai nata notte che non passa sulla mia via, fa vita ma non sento niente, non mi serve compagnia. Volessi solo che la fama magari ti basta che me ne va, mi volevano piacere che passa va che stai nata notte che passa sulla mia salita, la vita ma non sento niente, non mi serve compagnia. Volessi solo che la fa magari ti basta non me ne va, mi volevano piacere che passa va Quanto è bella questa canzone, ma quanto, io sono sicura che ti sta dando anche lei tante soddisfazioni. Tantissime soddisfazioni, ma soprattutto devo dire proprio la Sicilia in generale, ma soprattutto Catania mi sta dando tantissime soddisfazioni. Io ormai mi sento a casa. Ma ti amano, cioè ti amiamo, per questo ti ho detto che ormai questa è la seconda allora, casa. voi catanesi lo sapete, noi siamo simili a voi e voi siete simili a noi, quindi ormai poi noi siamo anche molto sinceri, se qualcuno Sì, ci piace sì. lo facciamo capire, se non ci piace idem, quindi vuol dire che ci piace anche tanto, Ciro. Io E sono questo è molto il mio contenta piacere, questo è il mio perché piacere. lo meriti, te l'ho detto la prima volta che ti ho conosciuto, la prima volta che abbiamo chiacchierato qui in radio, hai una voce molto bella, molto particolare, te lo ti dissi, ringrazio. meriti davvero tanto e sono contenta, anzi ancora di più di quello che sei riuscito a creare fino Grazie adesso, mille. anche perché sei riuscito a crearlo da solo e questa è la cosa. no, questo no, ti fermo perché poi non è così in realtà, perché poi con l'aiuto di tutti, anche vostro, tutto e lo soprattutto staff che devo- lavora dietro di te. Devo puntualizzare soprattutto con Rocco, perché Rocco è Ma Rocco è te l'ho detto abbronzato. prima e lo Ma Rocco è puntualizzo. abbronzato. No, tutti siamo abbronzati. Cioè, ma che tutti avete siamo- combinato? Guarda, io non so se tu vedi. In effetti sì. Perché Anche prima tu sei avevo gli una occhiali da lampadina. Ecco, si vede. No, io ho proprio il segno. Che avete fatto? Perché siamo stati tutta la giornata al sole, quindi Sì, insomma. adesso ci penso io. Quindi vi siete letteralmente Sì, abbrustoliti. sì, domani mi sale pure la febbre, sicuro, Sì, esatto, proprio. tipica insolazione. Bravo. Senti, noi dobbiamo fare un ringraziamento speciale ad Autovip, Ma è chiaro, ovviamente. ma io ci sono passato già altre volte, perché ormai quando scendo a Catania Rocco mi ci porta da loro, quindi Da Alessandro li conosco e Nino. bene, sono Esatto. amici miei, ci seguiamo, ci scriviamo su Instagram, perché poi li avviso giustamente. Devo quando scendo a arrivare, Catania. preparatemi la macchina. Esatto. Compratevi la macchina, soprattutto è la cosa più importante, perché non è che amici, però giustamente. Noi consigliamo bene, diciamo la verità, quindi se ve lo diciamo anche Ciro è a casa sua quando va da Autovip, quindi questo significa No, è una veramente sono garanzia. amici miei e sono persone dal cuore Fantastiche. d'oro, come la maggior parte dei catanesi che ho conosciuto io, quindi Perfetto, verità, È così. verità. Allora Ciro, dimmi Sonny? Certo che Un sì. altro brano, Con va quale benissimo. vieni, mettiti qua perché Dai, altrimenti mi metto vedo più al io centro, sola, sì. mettiti tu qui. Quale brano? Io vero non ne ho vero, facciamo vero non ne ho vero. va Dai, benissimo. direi che anche questa è stata un altro tormentone e continua ad esserlo sempre. Andiamo con Ciro Marra. Tu con una compagna fermata, io che ti guardavo incantata, con una scusa mi avvicinava, l'emozione che si fermava, tu pensavi al solito scena, che fermava tutti i guaglioni, ma mi sentivo tu, io che così chiù, era asciutta poca una storia. Tu non ci credivi all'amore, era quando con mi parlate, oggi mi stai dando ragione,
Ma va bene ma non mi dice, non mi fai capire, si felice, ma volesse capire, l'amore dove sono io. Io vero non io vero, ma si innamora di me, perché da tutte ferma una scienza sempre a te, mi conosceva prima e dopo guarda ma facci sta innamorare. Io vero non io vero che si innamora di me, e ma rubasse pure stella scena va da me, quando si nata duro c'era se sapeva già, ma prima o poi mirava sa. Tutte e due con stessa pensiero, ci fermiamo sempre a una scusa, ma tu non mi rai che non base, penso che voglio un'avventura, ma te voglio bene, ti giuro, tu mi fai impazzire, sì che lo voglio. Prima da conoscere, guarda ma facci sta innamorare, e allora è proprio vero che si innamora di me, che mi rubasse pure stella scena da me, quando si nato in muro c'era se sapeva già. Prima o poi tu mi vero. È vero. È vero o non è vero? Mamma mia. E tra l'altro ai miei amici di Autovip, la canzone che ho dedicato, perché poi lo dovevo dire prima, in realtà era proprio Nata Notte, perché a loro piace proprio Nata Notte. E quindi gliel'ho dedicata, gli ho fatto proprio un video, ci siamo divertiti, insomma. Devo dire che Nata Notte è bellissima, ma anche ovvero non ne ho vero. Cioè ogni brano lascia un segno, ogni brano è stato studiato per lasciare un qualcosa di molto bello e ci stai riuscendo, Ciro, davvero. Grazie. Senti, tu hai parlato di Rocco, certo, appunto. Certo. Rocco, oltre a essere il tuo punto, tutto il resto si sta facendo conoscere un po' ovunque grazie al social TikTok. Da lì anche lui ha preso questa vena artistica. Perché poi lui è un po' un personaggio. Esatto. Quindi è nato proprio personaggio Rocco. Rocco è nato per fu personaggio anche. Esatto. Quindi... prima o poi doveva uscire fuori. No, prima o poi sì. E quindi ci è riuscito. Da pochissimo, tra l'altro, è uscito il suo nuovo pezzo, che lo posso dire, è stato prettamente realizzato su Bella Radio, è stato scritto dal nostro Sonny, è stato arrangiato, suonato, mixato, tutto dal nostro Sonny. Io l'ho vista nascere e devo dire che è meravigliosa, quindi è d'obbligo farlo arrivare e farlo cantare. Come minimo la dobbiamo fare sentire, come minimo dobbiamo fare un plauso a Sonny. Esatto. A Sonny. E lo facciamo arrivare. Posso dire che l'ho ascoltata anch'io dal primo momento. La canzone di Rocco. E allora lo facciamo entrare con noi e la iniziamo a cantare insieme. Rocco Lanza, vieni Rocco. Aspetta che prendiamo l'altro microfono, Rocco. Qua. Io ho un modo speciale per posare i microfoni. Vedi se è acceso però prima. Rocco, qua ci vuole perché ho acceso, ok. Acceso. Buonasera. Ciao Rocco, buonasera. Mettiti al centro, mettiti al centro qua tra me e Ciro. Per non coprire i ragazzi. Ora dopo la scena sarà di nuovo su di loro, non ti preoccupare.
Avete visto quanto è abbronzato? Anche lui è una lampadina. Oggi ci siamo ustionati alle Cioè, ragazzi, un po' di protezione no, vero? Niente. No, niente. Domani mi sa che qui la situazione diventa tragica. Tra l'altro con Rocco ci siamo incontrati anche venerdì sera durante la serata insieme a Giussi e Attanasio. Esatto, anche lì ci siamo divertiti, anche lì è Rocco. Senti, Ho fatto le 4 del mattino però. vabbè, quelli sono dettagli, insomma, quelle sono cose traverse. Senti, ringraziamo sempre Autovip, che ne dici, Rocco? Alessandro, Antonino e figlio. E noi li vogliamo qui vicino a Li noi. voglio qui anch'io. E allora venite, Ale e Nino, venite qua, Alessandro e Nino Puglisi. Ciao ragazzi. Aspettate, prestatemi un microfono, Ciro, ora te lo faccio ritornare. Ecco, adesso è. Vabbè. Buonasera ragazzi, ben ritrovato. Sei tu l'arte, ormai sei tu quello che parla. Ale ha lasciato, come dire. Ma posso avere il microfono sempre io? Ma anche lui è titolare. Ma lui non vuoi parlare, Ale, stasera tu? No, salutiamo solo. Salutiamo solo a tutti quanti i nostri clienti, ringraziamo sempre i nostri clienti. Ricordiamo che stiamo ritornando con la Sport Cars, che abbiamo dei lavori in corso, che a breve ritorniamo più forti di prima alla Sport Cars in Viale Marco Polo 72 a Catania. Questa è una bella notizia, quindi in anteprima ragazzi abbiamo dato anche questa bella news. Nel frattempo ricordiamo anche che abbiamo aperto una nuova sede in Viale Mario Rapisardi. Certo. Eravamo già aperti, però ora l'abbiamo riaperta, Harmony Car. Perfetto, il numero? 434. Quindi ragazzi, il numero telefonico del cellulare vale per tutti i negozi, quindi in base a dove vi trovate avete l'opportunità di scegliere il luogo. Adesso è il momento foto, quindi Desideria, Rosemary, Gabri, mettetevi tutti qui in posizione foto, ci mettiamo tutti belli sorridenti. Rosemary, ci sei amore? Sì? Guardiamo tutti i sonni, 1, 2, 3, cheese! Cioè, vedere Sonny che fa il gesto dell'uccellino, veramente, io non ha uguali, solo lui può fare queste cose. Quindi ragazzi, questa nuova apertura al Viale Mario Rapisardi al numero 434 e questo grande ritorno che sarà a breve. Quindi ragazzi, Autovip, per qualsiasi cosa potete contattare il numero telefonico che è il 347 64 10880. Questo è il numero telefonico, contattateli. In base alla location dove vi trovate potete andare per chiedere la consulenza più adatta per voi, anche perché insieme ad Antonino e con Alessandro trovate sicuramente la soluzione, sia per quanto riguarda l'acquisto dell'auto, sia per quanto riguarda la vendita, sia per quanto riguarda il noleggio, non solo auto, moto, motorini, insomma di tutto e di più. Diciamo che non ci sono limiti, giusto? Nautica, abbiamo anche la nautica, moto d'acqua, facciamo eventi come 18esimo, gommoni, abbiamo un po' di tutto. Va. Ragazzi, a chi serve? Cioè, io ho un'idea, andiamo video tutti... musicali anche, facciamo tutto. Ovviamente. Però io direi che un bel gommò, una bella barca, ci facciamo una domenica in barca, raga? Si può fare. Io ti dico pure che si possono prendere le auto a calci. In Viale della Regione il numero 15. Io qua volevo... una macchina a Prate. Spiegami. E c'è un video su TikTok che lo attesta. No, ma Rocco non è da prendere esempio, Rocco assolutamente non è da prendere esempio. Quando fa queste cose è un pazzo. Hanno detto tutti, io voglio quel Peugeot. Tutti voglio quel Peugeot. Facciamo anche escursioni, chi vuole fare un'escursione di 2-3 ore con il gommone, c'è lo skipper che li porterà da Citrezza a Cicastello. Diciamo che avete tutto organizzato alla perfezione, soprattutto nel periodo estivo, anche per tutti i turisti che vengono e possono approfittare di queste fantastiche offerte, in modo tale da poter visitare una parte della Sicilia molto importante, che appunto è la Citrezza e non solo. La prossima serata di Bella casomai la facciamo sul gommone. No, ma io vedi che lo stavo studiando. Cioè, ma perché non ci facciamo una serata in barca? Facciamo Bella in barca. Sonny, possiamo fare una serata in barca così? Noi ci facciamo la giornata e poi ci facciamo un'ora di lavoro e poi ci facciamo tutta la giornata in barca. Aperitivo compresa. Bella in barca. C'è l'aperitivo, ovvio. Ragazzi, ora qua la impiattiamo, non vi preoccupate, a breve vi portiamo in barca con noi, andiamo a visitare, vi facciamo vedere anche i posti belli di Acitrezza e tutto il resto. State con noi adesso, no? Sì, certo. Allora prendete posto, ci sono gli sgabelli, ci stanno le poltroncine, ci sta di tutto e di più, il divanetto. E mo' si canta la nuova canzone di Sonny. User, scritta da Sonny. Mi ha presto, cantata allora da mi ha preso a sedervi anch'io. Sì, Ciro, siedi pure tu, perché qua adesso succede di tutto con il nostro Rocco.
Sony DJs. Interrompiamo i programmi per una notizia. Catania, Rocco scomparsa. L'altro TikToker Rocco Lanza non si trova. Dato la latitanza Rocco Lanza. Piacere, mi chiamo Rocco, vengo da Catania e me ne fotto di tutta quella gente che mi giudica, di tutta quella gente che giudica. Cresciuto nella strada, nessuno mi guardava, oggi ho fatto fama e sono una tempesta. Questo è il mio stile, Rocco Lanza. Catania, nella testa resta, vedo gente, tinta, cirassina pirata, mano come spinta. Come nassa coi piedi puniti in onda foresta, invece su TikTok si sbattono la testa. Ma perché continuo a essere invidioso? Stasera sono in diretta, apro un'altra live. Pare non ti piace? Fai una cosa, cancia. Fai swipe. Rocco. Fai swipe. Mare stammi lontano, sì, non dice cos'hai che significa. Mica scasti rotori, pare tu picca che non ti giudica. Fatti quattro risate, io ma diventa asciutta sta musica. Batti, fai tap, caga aiuto, ciao me kumba. Sparso, Rocco Lanza non si trova. Dato la latitanza Rocco Lanza. Ora per un cutia, che non ci metta facci. E quando mi commenti, tanto tutte per ragazzi. Magari su sbagliati, io non vi blocco mai. Bicchiere vostri insulti, con mai mi innamorai. Parli, ma sei solo una menzogna. Ti fai chiamare user, magari di tua nonna. Tu sai che ti dico, di che hai preso mionna. Oh, fate fare gonna. Mare stammi lontano, sì, non dice cos'hai che significa. Mica scasti rotori, pare tu picca che non ti giudica. Fatti quattro risate, io ma diventa asciutta sta musica. Batti, fai tap, caga aiuto, ciao me kumba. Rocco. Fai swipe. Mare stammi lontano, sì, non dice cos'hai che significa. Mica scasti rotori, pare tu picca che non ti giudica. Fatti quattro risate, io ma diventa asciutta sta musica. Batti, fai tap, caga aiuto, ciao me kumba. Fai swipe e non rompere le scatole. E come per dice tutti quelli che non mettono la faccia, metticela ogni tanto, perché è facile criticare quando non sai chi sei e inizi a parlare. Quello è molto facile da fare, quindi quando non ti piace fai swipe. Comunque è verità sta canzone, Rocco. Bravissimo è bella, Sonny, bella, questo bella, che posso dire. bella. So che Mary, comunque volevo approfittare di dire una cosa. Il 23 luglio siamo alla Villa Bellini con Gigi Finizio. Sì, un evento. Chiunque vorrebbe acquistare il biglietto fino a domicilio, basta contattarmi. Dai il numero, Rocco, dai il numero. 344 06 13 313. Anche perché Gigi Finizio lo stiamo aspettando, averlo alla Villa Bellini è davvero un evento imperdibile, quindi ragazzi non perdete tempo, anche perché essendoci biglietti poi ci sarà una chiusura. Di solito si pensa lo prendo dopo, meglio prenderlo prima. Non ci sarà più una disponibilità. Esatto, meglio prenderlo prima ragazzi, quindi accorrete per questo grande evento, anch'io andrò a vederlo perché Gigi Finizio è un grande. Volevo dire un grazie a voi, un grazie a Autovip, ad Alessandro, al figlio. Che dire, grazie di questa opportunità. Grazie a te Rocco e grazie anche a Ciro, perché a quanto ho capito voi adesso dovete andare, vero? Venite qua. Allora mi sposto, perdonami se ti sono passato davanti. Non ti preoccupare. Io vi ringrazio ancora una volta, Mary, tu lo sai, ormai mi reputo, se posso, chiaramente sei a casa tua, di casa. Certo che lo perché sei. Mi fa piacere, senza dirlo, proprio lo sei, quindi non devi nemmeno dire mi reputo, lo sei e basta. Grazie. Noi siamo contenti che siete venuti a trovarci, adesso andate alla vostra prossima destinazione perché si continua a cantare anche stasera. Ti aspettiamo presto, certo. Comunque quando torni tappa obbligato. Un applauso a Autovip. Certo, Alessandro e Antonino Puglisi. Vedi, Antonino, la sua preferita a Torino è Nata Notte, bella. Antonino mi segue da piccolino, me l'ha sempre detto. È molto bella. Va bene ragazzi, grazie Ciro, grazie Rocco. Buona serata e buon continuo. Ci vediamo presto, ok? Grazie. Il microfono ciao, potete. Rocco. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao Ciro. Ciao, un bacione. Bella, questa devo dire che questa sera
è stata una bellissima sorpresa, davvero una bellissima sorpresa. Ragazzi, avete organizzato una bellissima serata, mo veramente organizziamo questa imbarca che qua secondo me viene fuori qualche cosa di bellissimo. Ciao ragazzi, bella imbarca, ci manca il bella imbarca, eh? Aspetta il microfono, se tu parli, ma dov'è? Cioè tuo papà non vuole parlare, se lo dire sotto l'ascella, cioè spiegamelo. Aspetta, Desi, ripassamelo ora, dopo te lo ritorno. Allora, è stato fatto Bella on the road, il salotto di Bella. Bella in barca manca. Abbiamo fatto anche Bella in piscina tanto tempo fa. Quindi manca Bella in barca. Bella in barca, ragazzi. Quindi Sonny, preparati. La studiamo. Le videocamere subacquee. Sì, mettiamo tutto. No, vabbè, c'è anche il bagno. Certo. Bello, facciamo un'escursione in Tu ti bagno. immagini a Patrizio con la maschera? Gli occhialini e le pinne anche, guarda, anche il tubo per prendere l'aria quasi quasi. Ti immagini, no? Sì, non oso immaginare. Gabriele Giuffrida in costume. Quello tutti, no ragazzi, ci prendiamo un po' di tintarella nel frattempo, protezione 50. Comunque questa cosa la organizziamo, ragazzi, io faccio un applauso davvero grande perché avete organizzato un'altra bella serata e soprattutto stiamo tenendo compagnia in divertimento e in buona musica, perché questa è una delle serate belle in buona musica. Hai parlato di Gabriele Giuffrida, io direi di farlo tornare. Gabriele Giuffrida, però in vestito, non in costume. Prestatemi un microfono. Eccomi qua. Però in vestito. Però non adesso in è vestito, non in costume, perché immagina. Infradito. No, cioè, infradito, rigorosamente infradito. Va bene, allora Gabri, è arrivato il momento di continuare a cantare. Quale brano ci fai sentire adesso? Io voglio fare un brano con il mio pupillo, tra l'altro. Io lo voglio salutare a lui, a suo papà. Sì. Sonny, vai, mandala. Gabriele Giuffrida. Te la dedico, Mary. Grazie. Soprattutto la dedico anche a te. Vai. Ma cosa guardi? Lo sai mi piace. Si fa così, tu non arrivi a domani. Ma che può fare? Lasciamo provare. Non ti conviene se non ti vuoi innamorare. Giochi sporco ma tu sai che non si fa. I tuoi occhi macinano l'anima. Tu sei bella e già sai che putti ci potessi stare. L'orologio e i minuti che passano, le tue labbra, le mani che sudano. Scommettiamo che si poteva se non ragioni più. Faccia da stronza, però mi piace. Tu sei carnale con i tuoi movimenti strani. Faccia da stronza, come sei bella. Non sono il tipo che ti porterà una stella, yeah. Dimmi a tuo favore, sono giochi di parole. Sono baciane nude di stagione. Sei carnale, tu sei donna. Ora mi come si tosta. Ora mi bacio facile. Sonny, non dire che non ti va. Se mi guardi un motivo ci sarà. Ti vengo a prendere, dai salta su. Ancora guardi ma non parli più. Sensazioni in mente strane, così bella da far male. Divento un matto accanto a te. Tu giochi ora mi diverto anch'io baby. Bevi un altro shot e salti su di me. Passato un'altra notte già domani. E se tornate a casa già richiami. No, è un altro giro, è un altro giorno. E il tuo respiro ce l'ho sempre intorno. Ed è impossibile andar via, via, via. Faccia da stronza, però mi piace. Tu sei carnale con i tuoi movimenti strani. Faccia da stronza, come sei bella. Non sono il tipo che ti porterà una stella, yeah. Dimmi a tuo favore, sono giochi di parole. Sto balzando non di stagione. Sei carnale, tu sei donna. Ora mi come si tosta. Ora mi bacio facile. Hai una faccia da stronza ma quando ti guardo il resto è ombra. Sei carnale, il finale lo sai già. Su di me ancora per l'ultima. Hai una faccia da stronza ma quando ti guardo il resto è ombra. Sei carnale, il finale lo sai già. Su di me ancora per l'ultima. Dimmi a tuo favore, sono giochi di parole. Sto baciando nulla di stagione. Sei carnale, tu sei donna. Ora mi come si tosta. Ora mi bacio facile. Faccio da stronza. Grazie. Tutta per te, Mary Milano. Te pareva? A me tanto questa canzone mi piace. Faccia da stronza, però mi piace. Tu sei carnale con i tuoi movimenti strani. Tutta per la Mary Milani. Io me la prendo tutta, dalla prima all'ultima nota, anche perché questa canzone mi piace tantissimo. Da quanti anni è uscita questa? Soprattutto Antonino la dedica a Erika.
Certo, che Giusto? mi sembra 3 anni che sia uscita. Sì, 3 anni. 2 anni. Questa non è la terza estate? Va bene, non diamo numeri a caso, ragazzi. Domani è nella ruota di Palermo 54 35 21. Così. Magari un dono. Non lo so perché è uscito spontanea. Ti immagini escono veramente i miei figli Muzzuni? Me la rivedrò la replica per vedere se sono usciti. Okay. Gabri, ci rivediamo dopo. Ci vediamo dopo. Io ringrazio sempre Antonino Puglisi e Alessandro per avermi qui e ringraziamo il pubblico da casa che ci sta guardando. Sempre, loro in primis e chi ci sta ascoltando soprattutto. Sì. Allora, ritorniamo con Desideria. Vieni Desi, ritorna qui vicino a me. Perché ritorna anche il tuo momento. Io non so perché adesso sto iniziando a sentire caldo qui, cioè non sei l'unica. Perché però il condizionatore l'abbiamo messo ora lo abbassiamo a 16 gradi e vabbè, quando si sta bene anche questo, sale la temperatura, qui balliamo, cantiamo, ci divertiamo, quindi insomma non manca niente. Si continua a cantare? Sì, salutiamo ancora Antonino e Alessandro e li ringrazio ancora una volta per avermi voluta questa sera. Il piacere è tutto nostro, tesoro. Quale brano facciamo sentire? Facciamo Non devo bene? Facciamo anche Vai, Non devo Sogni. bene. Andiamo con Desideria. Ti sto aspettando già è passata un'ora. Stai ferma a bacio che la non sapere. Per un telefono te non sto date. Ma tu pensi che sarà? T'ha sempre detto che non ti va bene. Ma tu testardo non l'hai mai capito. Facevo finta che non sentiva. Non ve ne modi a rassigna. Lassera si da detto che non ti va bene. Lassera tanto se non è una storia vera. Lassera perché con te fa solamente amore. E non c'è te ne per te devo solo imbrogliare. Lassera tanto che non è innamorata. Lassera è sto cuore tu era anzianata. Lacrime non te meriti e tu non ne chiagnere. E trovate una contente che un amore vero può sempre trovare. Ho già fatto giusto una settimana che non ti chiamo e non so porti te. Tu passi spazio sotto casa sua, ma che non so fare. Mi dici che sono pure notte e non riesci a t'ascoltare. Che ogni anno scusi rindolietta sera, ma che da me chi t'ho fatta. La sera si da ritmo che non ti va bene. La sera tanto se non è una storia vera. La sera perché con te fa solamente amore. E non c'è te ne per te devo solo imbrogliare. La sera tanto che non è innamorata. La sera è sto cuore tu era anzianata. Lacrime non te meriti e tu non ne chiagnere. E trovate una contente che un amore vero può sempre trovare. Brava la nostra Desideria, altra canzone molto bella, anche questa. Da quanto tempo è uscita adesso? Ma circa un annetto. Ce l'ha un anno l'ha fatta, era questo periodo? No, forse era un pochino prima di questo periodo. Un pochino prima, sì. Infatti, perché ricordo che è uscita un po' prima, è sempre molto bella anche la nostra Desideria, che come abbiamo detto martedì ci sarà le registrazioni del video della nuova canzone. Sì, e del poi, mio nuovo brano perché mi piace. Vabbè, io penso che comunque a metà giugno ce la facciamo a farla venire Sì, fuori. certo. Ci riusciremo, quindi ragazzi mi raccomando sempre collegati perché anche con Desideria le novità sono tante. Tesoro, ci vediamo dopo? Ok, meglio. Ok, a Ciao tra a tutti. poco. Facciamo sempre un applauso per la nostra Desideria. Io volevo fare qualche salutino perché nel frattempo, scusate, prendo il telefono perché come abbiamo detto non leggiamo i messaggini che arrivano su WhatsApp, ragazzi, perché è impossibile, però se andate su TikTok vi riusciamo a salutare. C'è Nicola che vuole salutare Graziano Maggiore con un salutone, poi c'è Samuel, il cugino di Gabriele Giuffrida, che ti saluta. Samuel. Abbiamo anche Jessica, la salutiamo, Maria, Alfio e Tiziana Semina, Anna Re, ciao tesoro, un bacione grande. E poi c'è anche, aspettate che vado a prendere, Conci e Luigi Vinciguerra. Una buona serata a voi. Gaspare, Mary, mi fai salutare da Rocco? È già andato, ragazzi, perdonatemi, non ho letto il messaggino, già è andato, però insomma poi gli faremo sapere.
Grazie a Nare, Eliana, un salutone anche per te, insomma per tutti quanti, un bacione grande grande. Tra l'altro voglio sempre ricordare, ragazzi, che qualora dovete acquistare, vendere, prendere in affitto, insomma qualsiasi cosa, qui abbiamo parlato anche di barche, nautica, insomma di tutto e di più, andate da Auto VIP. Auto VIP che ha 3 sedi, una in via il viale della Regione al numero 15 a Catania, un altro al viale Mario Rapisardi al numero 434 e l'altra invece in viale Marco Polo al numero 72. Quindi andate, anzi telefonate, adesso vi do il numero telefonico, prendete carta e penna, se siete in macchina prendete il cellulare e segnate il seguente numero, ovvero il 347 6410 880. Ve lo dico ancora una volta, 347 6410 880. Chiamate Auto VIP e lì troverete la soluzione fatta per voi, quindi non vi preoccupate perché ve l'ho detto, lì siete a casa vostra, trovate tutto quello che vi serve, chiedete e loro faranno tutto quello che volete. C'è Alessandro qui, volevi dire qualcosa? Ale, ho detto tutto? Ok, detto fatto, ci piace anche a lui adesso stare qui insieme a noi. Va bene, io rivoglio qui con me la mia Rosemary, vieni qua Rosemary, ritorna qui vicino a me. Che bella serata stasera, vero? Ci stiamo divertendo, ci stiamo davvero divertendo e sono sicura che anche tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando e anche chi ovviamente ci sta ascoltando si sta divertendo insieme a noi. Continuate a rilassarvi perché qui la serata è lunga. Allora, siamo arrivati al momento del prossimo brano, giusto? Quale facciamo sentire adesso? Mi sono innamorata. Andiamo con questo brano bellissimo che appunto porta come titolo Mi sono innamorata e il nostro Sonny, se mi sente, è già pronto a farla partire. Si continua a cantare con Rosemary. Voglio solo parlare, lo giuro che si sta fermando cuore. È quasi una settimana che tu mi vieni appresso. Voglio sapere dove vuoi arrivare. Come già fa, solamente per dimostrare so pazze te. Lo giuro non voglio pazziare. Dammi modo di capire se di te posso fidarmi. E purtroppo ti faccio sapere. Mi sono innamorato e non ne ho sbandato. Ti penso notte e giorno, non so più come fare. Se ti sei innamorato, dai fammelo capire. Sì bello pure tu non te lo posso negare. Fammi sapere che puoi fare, si può venga via. Facciamo dopo le 6, devo parlare coi miei. Ce le vai, sono un buon guaglione, con te non voglio sbagliare. Mi sono innamorato, non farmi più aspettare. Io ti regalo il cuore, ma tu giuro amica non può fare chiacchiere mai. Ancora le tue mani, quel tuo profumo addosso. Tu sei qualcosa che non so spiegare. Mi piacciono i tuoi occhi, come mi sai guardare. Nessuno c'è riuscito prima d'ora. Fammi sapere quando vado venga a pigliare. Sto già da te, anche sotto casa mi va. Ho paura di soffrire, voglio che sia vero amore. Tu me la prometterai sti cose. Mi sono innamorato e non ne ho sbandato. Ti penso notte e giorno, non so più come fare. Se ti sei innamorato, dai fammelo capire. Sì bello pure tu non te lo posso negare. Fammi sapere che puoi fare, si può venga via. Facciamo dopo le 6, devo parlare coi miei. Ce le vai, sono un buon guaglione,
questo è il duetto che appunto hai fatto insieme a Corrado, che l'abbiamo presentato, se non sbaglio, un mesetto fa. Quando è uscito? Un mesetto fa? 6 mesi? Vabbè, io non ci fate caso, io ogni tanto perdo qualche connessione di tempo, quindi 6 mesi fa è uscita, l'abbiamo presentata e l'abbiamo cantata anche insieme a Corrado, lo salutiamo, tra l'altro sicuramente la continueremo a cantare sempre insieme. E con la nostra Rosemary, come ho detto prima, raga, ci sono delle belle novità, perché anche con lei arriveranno dei nuovi brani, quindi stay tuned, rimanete collegati. Tesori, salutini e tutto il resto lo facciamo dopo. Vuoi salutare qualcuno adesso? Sì, saluto la mia famiglia, mia sorella. Perfetto, mandiamo un bacio a loro. Grande, ringraziamo sempre Auto VIP. Vi ringrazio tantissimo per avermi invitato. Un bacione speciale per loro, a Alessandro e Antonino Puglisi. Va bene tesoro, ti puoi sedere e poi ritorni dopo insieme a me. Mi avete fatto correre, ci credete che stasera mi sono stancata? Nemmeno avessi fatto una maratona di 100 chilometri. Va bene. Se cosa? Vieni qua, non mi parlare dietro, vieni vicino a me, non cadere più nelle sue parole. È questa quella che devi cantare ora? Che fa così con tutte innamorate. Antoni. Aspetta, ora cantiamo. Questa sera, tra l'altro, con Gabri abbiamo presentato in anteprima la nuova canzone per Favola d'amore. Esatto, l'abbiamo dedicata alla famiglia Pugliesi. A tua mamma ringrazio, allo zio Alessandro e Antonino. E ricordiamo sempre che la tua mamma la vuole dedicare al tuo papà. Sì. E ricordiamo anche che questo brano oggi l'abbiamo presentato in anteprima. Sì. Si deve registrare il video e poi ci sarà l'uscita ufficiale. Tenetevi pronti, perché anche questa sarà un'altra bellissima canzone. Allora, che vi serve? Barche, certo, anche per tutti gli artisti che hanno bisogno, qualora per i video, insomma, delle cose molto particolari. Il prossimo videoclip sarà il protagonista Antonino Puglisi. Lo fai diventare il protagonista del tuo video? Sì. No, però noi diciamo anche a tutti i cantanti, a tutti anche per chi deve fare un prediciottesimo. Puoi partecipare anche tu? Sì, lui l'ha già in primo piano. Anche per chi deve fare un prediciottesimo, un prematrimoniale, insomma, per qualsiasi cosa, ragazzi. Scegliete Auto VIP, mi raccomando, ragazzi. Andare, perché appunto questa cosa delle barche, delle escursioni, si possono organizzare delle cose davvero molto carine. Allora, cantiamo? Sì. Io volevo dire una cosa. Stasera non sei Sailor Moon, giusto? Non lo so, vuoi come che tutte le nostre puntate Sailor Moon. Un colpo era Hermione, un colpo e lui era Harry, cioè ti ricordi la puntata? Siamo arrivati qui con i pupazzi. Te lo ricordi? Tu eri Harry, io ero Hermione. Cioè le nostre puntate sono state tutte quante una cosa pazza, una puntata normale non c'è mai stata. Anche perché ora dopo l'estate ripartiremo di nuovo con i programmi. Bene, ci divertiremo, perché ovviamente in estate si lavora. Soprattutto che ci sarà anche una grande festa, che io lo voglio annunciare, del nuovo disco in quest'estate, quindi mi raccomando, tenetevi pronti. Siamo pronti e carichi. Quindi vai, siete spogli. Gabriele Giuffrida. Non dormo notte, ti tratto male, tu come pensi, con le tue amiche parli di lui, vuoi fa pace, nata moda ancora, non cadere più nelle sue parole, chi le fa così con tutte innamorate, ma perché a fa non servono sti lacrime, no, non lo merita. Ti spogli e solo per favore, il l'ambiente non ho del cuore, ma nessuno ti innamora, quando male ti fa non riesci a capire che sta storia va solo soffrire, se ti spogli e solo per favore, non si niente senza sto maglione, tu così non vive più. Casa potremmo senza te fa capire, raccontate perché mi la non guardare ancora tutte le sue foto, butta quell'anello che ti ha regalato, basta non chiamarlo come fatto sempre, scappa via lontano, si ti spoglia e solo per favore, non che non ho del cuore, amore, quando male ti fa non riesci a capire che sta storia ti fa solo soffrire, se ti spogli è solo per favore,
fi raccontata per 3000 bugie. Ma tu lo ami perché insieme a essa è spogliato per la prima volta. Dentro di te non ti senti più sbattere cuore. Vuoi morire, se ti spogli è solo per mezz'ora. Non c'è niente sull'avventura. Quando cose non poco tempo te me la pigliare. Te amo e non care più né parole sue. Chi le fa così, tutto innamorato. Ed era si te spoglie Antonino. Chi le fa così con tutte innamorate. Gliela dedichiamo. È molto bella questa canzone che ricordiamo è nata così un po' per gioco, perché sì. Gabri ha fatto il video su TikTok, è andato bene, da lì è uscita. Ti ricordi? Sì. L'abbiamo anche raccontato, eravamo qui insieme. Stava per uscire tipo un colpo di... Ok, fortunatamente tutto bene. E quindi stiamo dicendo con Gabri è nata un pochino così per gioco ed è andata molto bene, continua ad avere grande successo. Va bene Gabri, ci vediamo dopo, facciamo un altro brano, ok? In chiusura. Ok, adesso facciamo tornare la nostra Desideria. Vieni qua Desideria. Sono belle le puntate così, no? Sì. Dove usciamo pazzi. Allora, te la posso dire una cosa? Tu mi piaci perché sei pazzerella. Sì, come me. Esatto. Poi qua mi fanno uscire ancora più pazza, quindi letteralmente. Però io ti amo, Mary, io ti amo. Anch'io tesoro. Perché comunque con Desi è capitato molto spesso che chiacchieriamo anche fuori le dirette. Lei è proprio così, come sono io. Quindi noi siamo spontanee. È brava. C'è chi pensa che c'è qualcosa tipo la puzza soltanto. No, completamente. No, assolutamente, tutto fuori. Ed è bello quando ti dicono magari, sai, quando non ti conosco pensavo che sei una che te la tiri, adesso che ti conosco invece ho capito che non è così, ed è vero, è così. Allora, quale avete scelto con Sonny? Perché vi giuro, oggi sta succedendo di tutto e di più, cioè dietro le quinte andiamo, scappiamo, ritorniamo. Quale avevo dato mai una telefonata. Ok, adesso il nostro Sonny la prende. Nel frattempo, già ce l'abbiamo? Già ce l'abbiamo. Visto che è lui, ha tutto. Ma Sonny è molto sbrigativo, ha tutto, veloce, ambressa. La facciamo? Facciamo mai una telefonata. La nostra Desideria. Parole, una canzone, rindamente faccia guerra che pensiero, pure notte rinde suona ci stai tu, col tuo solito messaggio del mattino, a scriviamo, tengo una voglia di te, non mi basta per mi rendere felice, non mi basta perché c'è bisogno di te, ma in una telefonata. Tu scrivevi a me un semplice saluto, a tu scrivevi tengo voglia di mai una parola bene, tu mi riuscivi per me fa felice come a tutte le femmine, a fondo in te pensieri, e mi domando mo cosa che fai e se mi pensi ancora. Scordate quando mi riuscivo, sento sti parole, ti amo amore mio. Io credevo nelle favole d'amore, camminavo mano in mano insieme a te mi sentivo più sicura, e veniva tutto bello attorno a me, ma in una telefonata tu scrivevi a me un semplice saluto, a tu scrivevi tengo voglia di mai una
bellissima la nostra Desideria, bellissima quest'altra canzone. Allora, siccome siamo quasi addirittura di arrivo, c'è anche una bellissima canzone che Gabriele e Desideria hanno fatto insieme. Facciamo così, prima di chiudere, in attesa che comunque anche la nostra Rosemary sta realizzando il brano nuovo, questa cosa la diciamo e dopo facciamo tutti i saluti. Facciamo un altro brano e chiudiamo col duetto. Ok, quindi adesso presenterò un altro brano io. Fanne un altro tu, poi ne fa un altro Gabri e poi facciamo il duetto insieme in chiusura. E così andiamo a chiudere con questo duetto che è uscito. Da quanto tempo il duetto è uscito? Ve lo ricordate? 3 anni. 3 annetti fa. Sì. E sempre grazie al nostro fantastico sponsor, appunto Autovip. Ragazzi, questa sera abbiamo fatto una serata bellissima, una di quelle serate che rimarranno impresse, perché veramente io mi sono divertita tanto e dopo andremo a ricapitolare tutto. Quale avete scelto? Adesso io voglio presentare Pazza d'amore, il duetto che ho fatto con Daniele De Martino. Ok. Ci siamo Sonni? La dedichiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando e la dedichiamo anche ad Alessandro e Antonino. Andiamo con la nostra Desideria insieme a Daniele De Martino. Pazza d'amore. E prima rodindai, come è capitato e m'annamora. E non ci posso fare niente, se fissi in da mente tu non puoi scappare. Vieni e stringiti forte a me e senti battere il cuore che parla di te. Cosa stai dicendo si pazzo? Tu mi stai lontano e non ti avvicina. Queste parole d'amore risparmiano a chiudere amore puttana. Firma che mane non mi ha più toccato. Stiamo lontano stasera, non ti avvicina. Ma io sono innamorata dei song malate, di da che stupore tu non puoi piacerci. Il tuo modo di fare roba sti pensieri, mi sento una femmina cresciuta già. Ma io sono fidanzato, sei tutto sbagliato, è tutta questa storia non può esistere. Forse le mie canzoni hai solo attrazione e l'infatuazione che ti fa parlare. No, non ci posso fare niente per te, io sono pronta pure a fare una guerra. No, non esiste niente, tu non mi hai lasciato caro e non mi hai pensato. Guardami buoni dall'occhio, mi ferisci dentro, tu non lo puoi fare. Non ti immaginavo così, bastardo in amore, ma che uomo sei. Forse hai ragione, sarei un po' bastardo, si gioca a restare in donetta, stasera con te. Ma io sono innamorata dei song malate, di da che stupore tu non puoi piacerci. Il tuo modo di fare roba sti pensieri, mi sento una femmina cresciuta già. Ma io sono fidanzato, sei tutto sbagliato, è tutta questa storia non può esistere. Forse le mie canzoni hai solo un'attrazione e l'infatuazione che ti fa parlare. No, non ci
ieri è partito per sbaglio anziché l'applauso. Ci siamo, dai. Te l'ho detto che oggi è una puntata pazza. Ci sta. Quando siamo insieme è tutto pazzo, non c'è niente di normale. Ma non è bella troppo serietà. Esatto. Oggi c'è così. È bello essere impazzendo. così, no? Stiamo impazzendo. Anzi, il nostro Sonny che sta riuscendo a gestire tutto da solo. Facciamogli un applauso a Sonny che è sconvolto qua. Però si riprende benissimo. Va bene, ci vediamo dopo per la chiusura con i saluti finali. Dopo, sì. Hai bisogno di un aiuto di sala dietro. Sì, passa di là così ti insegna come aprire e chiudere i microfoni, accendere le luci e tutto il resto. Eccomi. Gabri, allora c'è il mio telefono che sento che squilla. Innanzitutto volevo salutare la mia produzione, la CV Production di Napoli. Certo. Mando un mega bacio a Enzo. Ciao Enzo. Lo salutiamo. Poi saluto Marcello Ravisalda. Un saluto anche a Marcello, grande. E dopo facciamo i saluti finali perché appunto concluderai con desiderio e dopo ricordiamo tutto, ragazzi, dobbiamo dare tutto nel dettaglio come abbiamo fatto prima. Quale brano ci fai sentire? Per me tu sei l'amore. Bellissima questa canzone, Per me tu sei l'amore, il nostro Gabriele Giuffrida. Canta niente ne pigliato cuore. Si te guarda se legge l'amore. Che la gamma suonata e te. Tu che cancelli ogni brutto pensiero. Rinde vasa, tu sei assai sincero. E che niente voglio rompere. Viene qua, non ti saccio la sa. Spoglia ancora sto cuore e dimmi che mi vuoi scusare. Per me tu sei l'amore, io fuori te che nessuno. Siamo bene mica carnale, siamo prima pensiero che va bene cuore. Per me tu sei l'amore, tu sei una cosa speciale. Continuamente sti cuore vogliono restare insieme senza più di mano. E restiamo ancora così, a favore senza mai dormire. Amore tuo che si accarezza ancora chi suo cuore Tu sei assai pazza e gelosa e st'amore. Io non guardo nessuno, t'ho giuro. Ma non dire che sono pazza di te. Tu mi cagnate per sempre sta vita. Chi sto cuore mo s'hanno incontrato. E che niente ci può fare lasciare. Viene qua e mo fatte spogliare. Prima ancora che sei sulla mia e poi torna a passare. Per me tu sei l'amore, io fuori te che nessuno. Siamo bene mica carnale, siamo prima pensiero che va bene cuore. Per me tu sei l'amore, tu sei una cosa speciale. Continuamente sti cuore vogliono restare insieme senza più di mano. E restiamo ancora così, a famore senza mai dormire. Amore tuo che si accarezza ancora chi suo cuore per me tu sei l'amore. Io fuori te che nessuno ci può stare. Tu sei assai geloso e st'amore, ma io sono pazzo sulle idee. E restiamo ancora così, a famore senza mai dormire. Amore tuo che si accarezza ancora chi suo cuore mio. Tutta per la Mary Milani, vai! L'abbiamo sempre fatta questa cosa del cuoricino, io e lui, ma ve l'ho sempre detto che per lui ho un amore speciale perché
Gabri l'ho visto proprio crescere una cosa. La ragazza più bella sei tu. Vai. Stanno suonando, va bene, io sono in diretta, non so, volete che mi riesce, vado ad aprire, io posso anche fare la portinaia se volete. Allora, nel frattempo, ecco vai, io vorrei Alessandro e Nino qui vicino a me perché dobbiamo andare a ricapitolare un po' tutto, anche Rosemary, Desideria, venite tutti quanti qui perché se noi questa sera siamo qui, Sony mettimi la veduta grande, la veduta grossa, perché se noi stavo dicendo questa sera siamo qui, dobbiamo solo ed esclusivamente ringraziare Autovip, il nostro sponsor pazzesco che ha organizzato questa serata meravigliosa, serata con degli ospiti speciali. Appunto diciamo che da Autovip ci sono 3 sedi: Viale della Regione 15 a Catania, al Viale Mario Rapisardi al numero 434 sempre a Catania, e l'altra che ogni volta mi dimentico l'indirizzo Viale Marco Polo 72. Sì. Ok, allora Viale Marco Polo 70 Ale, vai fuori e ritorni tra poco, così noi ricordiamo con Nino un po' il tutto perché mi sto rimbecillendo stasera. Tra l'altro vi racconto questo è il bello di essere in diretta. Esatto, vi chiudete la porta Gabri, chiudi la porta. Con Antonino è successa una cosa molto... chiudi la porta. Questo è il bello di essere in diretta, dai. Stavamo dicendo che con Antonino venerdì sera ci siamo incontrati da Giuseppe Attanasio. Racconto questo aneddoto e poi salutiamo. Anedito. Stasera stiamo mindando magari parole nuove, tutti battezzate oggi. Eravamo da Giuseppe Attanasio e stavamo parlando e ho detto ora ricordiamo la serata di domenica, perciò c'ero io sul palco tutta convinta che ho fatto uscire il discorso perché io poi sono brava a far uscire le cose, no? E quindi faccio, e quindi domenica sera mi raccomando vi aspetto tutti quanti su Bella Radio perché c'è una bellissima serata organizzata da Autovip. Non è vero Antonino? Non è vero Antonino? Antonino? Ho avuto un piccolo contrattempo. Tutti quelli che si chiamano Antonino alzano le mani. Mi ha alzato la mano una femmina. Cioè io sono rimasta così, ho detto ok, io mi aspettavo di tutto tranne che una donna. Mi ha abbandonata. Io parlo della serata. Un contrattempo di lavoro. Va bene. Piccolo contrattempo di lavoro. Però parlato tipo dimmi Mary. No, niente, già l'ho detto, stavo parlando della serata, ormai basta, la serata l'abbiamo fatta. Va bene, allora, quindi come stavamo dicendo ragazzi, abbiamo detto vendita, noleggio, auto, moto, moto d'acqua, gommoni, barche, c'è di tutto e di più, si organizzano escursioni, si organizza qualsiasi cosa, prediciottesimi, anche per i prematrimoni, se volete fare un prematrimoniale davvero molto particolare, perché no, anche l'ingresso della sposa in barca si può fare qualora il ristorante lo permette, quindi si possono organizzare delle cose molto belle. Rivolgetevi ad Autovip. Io vi ricordo ancora una volta il numero telefonico che potete contattarlo per tutte le sedi, che è il 347 6410880. Ringraziamo Alessandro e Antonino Puglisi che hanno organizzato tutto questo. Ringraziamo Rosemary, Desideria, Gabriele, Ciro Marra e Rocco che insomma ci hanno fatto anche questa bellissima sorpresa. Dov'è l'altro microfono? Cioè, scusate, certe volte non ne l'altro lo lasciate là. Volete fare qualche saluto tutti quanti, ragazzi? Sì, volevo salutare intanto tutta la nostra clientela che comunque ci segue sempre, viene tutti i giorni. Chi ci segue magari su TikTok, perché penso che si sono visti i TikTok che facciamo, anche Rocco è venuto a farlo. Volevo salutare tutti gli operai, Anna, Ciccio, Patrizio e Giulia. Volevo salutare Marco Manitta magari. Certo, non ci dimentichiamo di nessuno. Volevo salutare Marco che è a casa che ci sta ascoltando, mia mamma, mio zio Alessandro, l'altro mio zio Alessandro, comunque un po' tutti. Tutta la famiglia. Un saluto completa. Generale, sì. Perfetto. Ale, tu vuoi salutare qualcuno in particolare? No, ringraziamo sempre i nostri clienti e tutti i ragazzi che hanno partecipato questa sera e ci hanno dato questa bellissima serata. Ovvio. Volete salutare qualcuno, ragazzi? Io ci devo ringraziare loro perché comunque hanno voluto la nostra presenza. Ed è stato bello. Giustamente, chi vede la diretta vede la diretta di ora. Non ci sono 3 settimane di organizzazione. Io li chiamo tutti i giorni. La stessa cosa, ringrazio Autovip, Alessandro e Antonino Puglisi. Però mi raccomando, andateci, mi raccomando. Esatto. Rosemary, tu vuoi fare qualche ringraziamento?
Ringrazio Antonino e Alessandro per avermi invitato. Sono contentissima. Lei è arrivata anche lei nel campo della musica, quindi si sta abituando alla nostra Rosemary e sono contenta che anche lei sta entrando alla stragrande. Ragazzi, risposta per tutte le vostre esigenze auto VIP. Noi perché poi se mi faccio storia di Italy scema, tanto ormai loro mi conoscono, abbiamo un certo feeling io e loro. Concluderemo con il duetto di Desiderio e Gabriele Giuffrida e così vi diamo la buona serata a tutti, un buon 2 giugno per chi guarda la replica e per chi ci guarda su YouTube, una buona giornata, una buona serata, un buon tutto. Grazie. Un ultimo saluto al volo a Matteo e Tania che ci stanno seguendo su TikTok. Li salutiamo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Sei perfetta, Gabriele, sei pronto? Vai! Tutta per te, Desi. Salutiamo il tuo papà e al mio papà. Un bacio. Vai Gabri! Mamma mia che schianto fisico perfetto, tu mi fai morire. Passare in dovico quasi tutte le sere e scampazzi. Quante volte ancora te lo devo dire che non fai per me? No. Voglio stare sola, che ci posso fare ma non voglio a te. Mi lasci il profumo addosso e ti segue in ogni passo. Io ti voglio conquistare e ti giuro non te lascio. Io non so se è giusto adesso, sono io il tuo chiodo fisso. Ma se tu mi giuri amore, forse cagno che sto cuore. Ti guardo e sei perfetta, non devi andare, aspetta. Ti voglierò a sto cuore, io ti voglierò l'amore. Non sono pronta adesso, io non voglio un peso addosso. Sei dolce a mani in cuore, ora me ne devo andare. Però tu sei la stella più bella, vinceremo, voglio a te. E mi puoi chiedere tutto, basta che stai insieme a me. Gabriele, non ho bisogno di niente, io sto bene anche così. Ma se carino lo ammetto, forse un giorno dirò sì. E poi con quel rossetto mi perdo, sono cotto. Rammella un'occasione, numero una delusione. Va bene, forse hai vinto, questo cuore ti ha dipinto. E mi sei entrato dentro, per te provo un sentimento. Messi alla moda un coppecco perettino, tu volessi sa. Non ti manca niente quando fai una cosa, ti voglio imitare. Io sono me stessa, faccio sempre quello che mi piace fare. Tutto sempre in alto, voglio fare una vita che mi fa suonare. Mi lasci il profumo addosso e ti segue in ogni passo. Io ti voglio conquistare e ti giuro non te lascio. Io non so se è giusto adesso, sono io il tuo chiodo fisso. Ma se tu mi giuri amore, forse cambio che sto cuore. Ti guardo e sei perfetta, non te ne andare, aspetta. Ti voglierò a sto cuore, io ti voglierò l'amore. Non sono pronta adesso, io non voglio un peso addosso. Sei dolce a mani in cuore, ora me ne devo andare. Tu sei la stella più bella, vinceremo, voglio a te. E mi puoi chiedere tutto, basta che stai insieme a me. Non ho bisogno di niente, io sto bene anche così. Ma se carino lo ammetto, forse un giorno dirò sì. E poi con quel rossetto mi perdo, sono cotto. Rammella un'occasione, numero una delusione. Va bene, forse hai vinto, questo cuore ti ha dipinto. E mi sei entrato dentro, per te provo un sentimento. Desideria! Questa qui è uscita 3 anni fa e ancora la ricantiamo fino ad oggi. Sei perfetta! Sei perfetta, ciao a tutti! Buonasera a tutti! Auto VIP! Andateci, mi raccomando!